Vittoria fondamentale nel cammino della SMEC a Orle, quando il campionato la prossima domenica presenta il previsto turno di riposo. Al Palamare, davanti al proprio pubblico, i gialloblu hanno fatto valere ancora una volta il fattore campo, regolando Mirano al termine di 40 minuti di grande sofferenza, giocati punto a punto e decisi solamente nel finale, in tal modo riscattando in parte l'onta subita nel derby con Jesolo. È stata una partita molto dura e loro ci hanno fatto soffrire fino alla fine facendo le cose di cui sapevamo che erano capaci di fare, quindi punendoci con un gioco perimetrale e soprattutto con 3 giocatori fondamentalmente. E noi siamo stati bravi a restare in partita, siamo stati bravi a fare le nostre cose e alla fine con un'invenzione devo dire, di Marco Moro, che ci ha regalato un tiro da 3 punti così proprio all'ultimo secondo di un'azione, abbiamo trovato quell'energia che ci ha dato la spinta per fare il break finale che ci ha portato insomma alla vittoria. Salita a quota 10, classifica che è estremamente corta, non siamo soddisfatti del tutto, però diciamo, siamo in corsa per quelli che sono gli obiettivi della stagione. Non siamo soddisfatti del tutto perché abbiamo, secondo noi, buttato via delle partite dove potevamo sicuramente fare bottino. Non ultima la sconfitta di Jesolo, di cui ne abbiamo già parlato le altre volte. Stasera comunque siamo stati bravi a riscattarci. La classifica, come dici tu, è corta, quindi con un passo falso ti ritrovi all'ultimo posto e con una vittoria ti ritrovi al 6° posto, e quindi noi dobbiamo stare concentrati anche nelle prossime partite, perché la prossima andiamo ad Abano, che è un'altra partita molto difficile dove ci giocheremo appunto questa possibilità di ritrovarsi tra le prime 8 o le prime 10 insomma. Ecco, infatti una squadra che fino a questo momento lontano dal Palamare ha faticato alquanto. Sì, si sa benissimo che soprattutto in un campionato come il nostro la classifica si fa in casa, le vittorie in trasferta aiutano. Abbiamo vinto a Verona, siamo una squadra purtroppo ancora inesperta per fare certi tipi di vittorie fuori casa. Lo stiamo pagando, ci stiamo lavorando, è una questione fondamentalmente anche di testa e di convinzione nei propri mezzi che i giocatori devono trovare, e magari se arrivasse una vittoria fuori casa ci dà quella spinta che ci può sicuramente essere d'aiuto per le partite successive insomma.